è sempre stato a stretto contatto con il regno vegetale. Ha utilizzato le piante per nutrirsi, curarsi, tingere il proprio corpo e scrivere, scaldarsi, ma anche difendersi o cacciare. Tutto questo sapere, per secoli tramandato oralmente, è custodito nel Museo Botanico dell'Università di Padova. Nato intorno alla metà dell'Ottocento da una donazione del prefetto dell'Orto Botanico Giuseppe Antonio Bonato, l'Herbarium Patavinum si è via via arricchito di preziose collezioni, raccolte con passione e rigore scientifico dai botanici che hanno frequentato Padova. Oltre 18.000 specie di funghi donate da Pierandrea Saccardo. L'algario di Achille Forti, oggi importante per lo studio sui cambiamenti climatici. E poi muschi, licheni, epatiche, felci e galle. Qui sono conservati circa 600.000 fogli di piante superiori, semi e frutti provenienti da tutto il mondo. Un patrimonio in stretto legame fisico e culturale con l'orto botanico universitario più antico del mondo.